L'ictus cerebrale ischemico, cioè quando non arriva sangue nel cervello, attualmente è possibile riuscire a curare i pazienti, anzi anche a guarirlo. Esiste un trattamento specifico, un trattamento con un farmaco che viene chiamato trombolitico, nel senso che scioglie proprio letteralmente il trombo che causa l'ictus. Il grosso problema, ed ecco perché ci troviamo di fronte all'ambulanza, è che per riuscire a fare questo trattamento e quindi a risparmiare le cellule cerebrali dall'insulto, bisogna arrivare al più presto in pronto soccorso ed è anche meglio arrivare in ambulanza per permettere ai sanitari di attivare tutto il sistema rapido che intervenga nell'eseguire il trattamento giusto nei tempi giusti. Il trattamento con trombolitico è un trattamento tempo dipendente, cioè prima si fa, migliori sono gli esiti del paziente. Addirittura se si superano le 4 ore e mezza dall'evento non è più possibile fare il trattamento. Perciò se si hanno sintomi tipici dell'ictus, per esempio la debolezza di un arto del braccio, non riuscire a muovere un braccio, non riuscire a esprimersi bene col linguaggio oppure avere la bocca storta, bisogna al più presto attivare il 118 per arrivare in ospedale e riuscire poi quindi ad avere il giusto trattamento e magari a risolvere in pochi giorni l'evento e ritornare a casa magari senza nessun deficit neurologico. Come vi ha già detto il dottor Caneve, l'intervento è tempo dipendente, quindi significa che prima noi arriviamo a fare il trattamento trombolitico, prima riusciamo a risparmiare le cellule cerebrali, migliore sarà la prognosi di quel paziente. Quindi l'intervento in ambulanza e la richiesta dell'ambulanza, quando ci sono quei determinati sintomi che ha spiegato il dottor Caneve, deve essere fatta il prima possibile, anche perché durante il trasporto noi cerchiamo di abbreviare i tempi al trattamento attivando già tutta la catena del rete ictus e quindi attivando il neurologo in sala del pronto soccorso, attivando il pronto soccorsista, attivando il radiologo. Quindi è importante chiamare l'ambulanza proprio per cercare di ridurre questi tempi.